E sai cosa ricordo anche al tempo di come cercavamo dischi? Oh. Ti ricordi quando andavamo nei negozi specializzati c'erano queste sorte di mini giornaletti? Ah, sì, Disco ID? Disco ID, Sì, yes! detto anche Discoid. O Sì, Discoid, sì. yeah? Sì. Disco ID, and I remember vividly. Mi ricordo Sì. che c'erano delle rubriche Ce li ho a all'interno. casa, non te li ho portati, ma ce li ho. Delle Beh, rubriche. li hai visti anche a casa mia. Yeah, definitely. E mi ricordo che c'erano ogni mese usciva un numero con un colore diverso, un'impaginazione. Sì. E c'erano delle rubriche. E io mi ricordo che ogni volta che andavo in questi negozi di dischi prendevo una copia di questi La mini Bibbia. magazine, Sì. era la Bibbia. sì. Mi ricordo che io lì ho scoperto l'esistenza di Ralph, Ah, lì? right? And it was beautiful. Aveva la sua rubrica fissa lui. Ralph 2 pagine, mi pare I've- era. Sì, he still rocks, like, Sì. lui è ancora un fantastico, Super selector, fantastico sì. DJ che ecco, amo continuare a seguire, ma io mi ricordo che era bellissimo perché oltre ai titoli c'era, diciamo, una parte dicendo una piccola colonna dove raccontava Sì. delle storie, no? Aneddoti, sì. E non mi ricordo in quale anno e in quale numero, ma mi ricordo che Ralph ha raccontato di un episodio nel quale era arrivato in aeroporto e gli avevano rubato un fly case. No. You know? E io ho detto, oh Tragedia. no, oh no, I was so sad. E allora ho detto, che triste questa storia, no? Ma mi ricordo, e chi si è preso questa si è portato a casa anche una versione speciale di questo disco che aveva già. Ho detto, lì ho riso. Bellissimo, bellissimo. Da quel Sì, giorno vedo mi sono personaggi. attaccato che un DJ faceva viaggiando, ricercando. E il mio problema però era che, come dicevamo prima, la classifica è uscita questo mese, good. Molti di questi dischi erano già sold out. Sì, e poi Era molto anche difficile. le mie possibilità economiche dell'epoca non erano Yeah. le stesse che magari avrei oggi, cioè comunque dovevi comunque scegliere che disco Yeah. comprare.